Con mister Ferraro alla vigilia di Licata Catania, nell'imminenza della partenza della comitiva rossa-azzurra, seconda trasferta stagionale, come sta il Catania, mister? No, il Catania sta bene, c'è entusiasmo, c'è voglia e soprattutto dopo la vittoria che abbiamo fatto mercoledì abbiamo una trasferta difficile contro il Licata, però siamo pronti e soprattutto per affrontare questo derby. Voglio fare un passaggio con i tifosi, faccio i complimenti perché siamo la squadra di Serie D che abbiamo fatto il miglior numero di abbonati e questo ci fa capire ancora l'importanza di quello che facciamo e quello che dobbiamo fare. Tifosi che saranno in tanti anche a Liotta domani. Sì, sicuramente, i tifosi li conosciamo, è una parte integrante del nostro progetto, forse è la parte più importante, che ci aiutano ogni domenica a superare le insidie durante le partite, però li ringraziamo, speriamo di dargli sempre più vittorie possibili e soprattutto di onorare sempre questa maglia, perché alla fine siamo qui per un progetto importante e soprattutto per fare un campionato importante. A proposito dell'avversario penalizzato in termini di risultati in questa partenza di stagione, ma è un avversario molto attrezzato, classica squadra di categoria. No, sicuramente il Licata è una buona squadra, una squadra che gioca bene, abbiamo visto due partite che hanno fatto, forse il campo gli ha detto di nuovo solo come risultato, però sia come gioco sia come intensità ho visto una squadra ben allenata e soprattutto con grande voglia. Sicuramente domani il Catania andrà incontro a delle difficoltà e dobbiamo essere bravi noi a superarle. Se indisponibili, la società ha appena diffuso un report medico con le condizioni dettagliate di ognuno dei calciatori che mancheranno all'appello, ma tutti gli altri come stanno e soprattutto quanto è importante comunque avere l'abbondanza in ogni caso? Credo che il Catania c'ha una rosa, abbiamo due squadre e credo che tutti quanti sono utili a questo progetto e soprattutto per far sì che il Catania va nei professionisti. Questo ci manca qualcuno, però domani chi gioca, chi subentra, abbiamo un gruppo, abbiamo una squadra, questo devo ringraziare la società in testa e il direttore Laneri che ha fatto davvero un grosso lavoro. A Catania bisogna sempre pensare in grande e noi siamo qui per fare cose grandi. Che partita immagina sul piano tecnico-tattico? Immagino una partita molto aggressiva, una partita che bisogna essere concentrati sui contrasti e soprattutto avere una grande vigoria, perché alla fine quando andiamo facciamo l'impatto giusto a livello agonistico che poi dopo usciranno le nostre qualità tecniche e possiamo fare la nostra gara come facciamo. Abbiamo le due fasi di possesso e di non possesso, nella fase di possesso bisogna costruire, quando non ce l'abbiamo, nella fase di non possesso bisogna pensare ad essere compatti, bisogna essere aggressivi e soprattutto di avere grande spirito di sacrificio, questo sicuramente domani. Sarno è appena arrivato, sarà tra i convocati? Sì, Sarno è tra i convocati, è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni perché parla chiaro, è un giocatore che diamo il benvenuto nella nostra famiglia, ringrazio la società per ulteriore sforzo che ha fatto economicamente e credo che ci darà il suo contributo e soprattutto sarà uno degli artefici della promozione del Catania.